sperduti e volatilizzati. Sono bastati solo 2 minuti che ci siamo ritrovati sbandati, soli abbandonati. Prepariamoci a trascorrere l'ultima notte in mare. Domani saremo a Venezia. Faccio io il primo turno. Voi riposate pure. Buonanotte, Cilindro. Svegliami quando è il mio turno. Mantieni la rotta, Cilindretto, e se non sai da che parte andare, non hai che da chiedere. Ecco il grande capitano Cilindro a bordo del suo transatlantico. Dai, smettila, Pio. Insomma, Pio, ma quella è la Cristoforo Colombo, la nave che dovevamo prendere per andare a Venezia. Prestami una calamita senza nome. Ehi, Cilindro, perché non mi hai svegliato? È incredibile! Siamo a Venezia! Venezia? Come mai siamo arrivati così presto? Mentre stavo al timone, ho visto all'orizzonte la Cristoforo Colombo. Ho pensato di raggiungerla. Ho montato lo spin e in 5 minuti l'ho presa. Poi mi sono fatto prestare una calamita da senza nome e il resto è stato un gioco da ragazzi. Così arriveremo a Venezia insieme alla Cristoforo Colombo e non dovremo spiegare nulla di nulla alla nonna. Si informano i signori passeggeri che l'attracco al porto di Venezia avverrà domani in perfetto orario. State pensando anche voi quello che penso io? Sì! Allora leviamo l'ancora! Venezia non può aspettare! Scendiamo e proseguiamo a piedi. Hop! Oh, 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 oh. Oh, Questa è la casa del grande Marco Polo, il grande esploratore. Entriamo! Ma io vorrei andare a fare acquisti in centro. Domani, Diva, la nonna potrebbe vederci. Ecco, siamo in soffitta. Guardiamoci intorno. Le cose migliori si trovano sempre nelle soffitte. guardate, ci sono anche dei libri! Sicuramente ci sarà una copia del milione! Io preferisco i cappellini cinesi. Eccolo, l'ho trovato! In questo libro è descritto il viaggio di Marco Polo in Cina. È mai possibile che non ci sia neanche uno specchio? Oh, eccolo! Cadisdetta, manca proprio lo specchio. Ora come faccio a controllare se mi dona? Oh, 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 oh. Cos'è stato? Nulla. Si è soltanto schiodata un asse. Ma questi che cosa sono? Fammi vedere. Perdindirindina, ma queste sono le tavolette del Gran Khan Kublai. Di chi? Venite qui tutti che vi spiego. Dunque, durante il viaggio in Cina di Niccolò e Matteo Polo, Niccolò era il padre di Marco Polo e Matteo era lo zio, durante il viaggio incontrarono il Kublai Khan, signore dei Tartari e imperatore della Cina. Quando se ne andarono, il Kublai Khan consegnò loro queste tavolette, che sarebbero servite come salvacondotto in tutto il territorio dell'impero mongolo. Aspetta un momento. Queste tavolette hanno la stessa forma di... Non farlo, diva! Potrebbe essere pericoloso. Andiamo, cosa vuoi che sia? Su, andiamo anche noi. Non possiamo lasciarla da sola. Oh. Dove siamo? Forse le 4 tavolette, oltre che come salvacondotto, servivano anche per viaggiare nello spazio. Non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo. Guardate laggiù. Bene, ho visto anche troppo, torniamo indietro. Buona idea, Pio, torniamo. Buongiorno, mi chiamo Alessandro, ma gli amici, che ormai non ho più, mi chiamavano Ale.
tranquillo, ne troverai altro. Impossibile. Come sarebbe a dire impossibile? Ascolta e capirai, non più di un anno fa sono partito da quel castello là in fondo perché volevo conoscere il mondo. I miei amici draghi hanno insistito perché restassi, ma io sono partito lo stesso. Dopo un paio di giorni ho incontrato un drago. Ci siamo salutati come si salutano i draghi. Era la prima volta che vedevo un drago sputare del fuoco blu. Sul momento non ci feci caso e così proseguì lungo il mio cammino. Insomma, a farla breve, ho incontrato altri 2 draghi. Li ho salutati entrambi e uno sputava fuoco giallo e l'altro fuoco verde. Proprio così. Beh, allora perché sei triste? Prima di tornare al castello ho aperto la bocca, ho fatto fuoco e... Continuo a non capire. appena i miei amici hanno saputo dell'arcobaleno di colori che usciva dalla mia bocca, mi hanno cacciato via e... hanno fatto un incantesimo. E cioè? Da allora dalla mia bocca non esce più fuoco. Che cosa sarà mai? Nessuno di noi sputa fuoco, eppure non ne fa un dramma. Torniamo a Venezia. Ma diva, perché ti comporti così? Lui è un drago e sputare fuoco è importante. Se vuoi potremmo darti una mano a sciogliere l'incantesimo. Va bene, ma basta che finiamo prima che chiudano i negozi. Innanzitutto dobbiamo recarci nella caverna di Maga Cornacchia per recuperare il manuale di magia. Allora dov'è il manuale di magia? In un posto sicuro, è appeso al collo della maga. Al collo della maga. Torniamo a Venezia. Aspettate, il manuale di magia sarà nelle nostre mani tra un istante. Siccome sono un provetto pescatore, userò questa canna da pesca per sfilarglielo dal collo. Più in alto, cilindro. Eccolo. Più lungo, Più a destra. più a sinistra. Forse non ti è chiaro l'obiettivo, Cilindro. Devi pescare il manuale e non traslocare il mobilio della maga, è chiaro? Hai visto senza nome? Laggiù c'è uno che ti assomiglia. Senza nome, che cosa ci fai tu lì? Beh, ora allontanati. Per sciogliere l'incantesimo bisogna prendere il fuoco che esce dalla bocca di uno dei draghi del castello e portarlo dove nasce l'arcobaleno. Tutto qui? Qualche montagna da spostare mentre aspettiamo? Io me ne vado, mi chiudo nei negozi. Ma diva! Ho capito, ti do un'ora di tempo. Allora, per prima cosa bisogna prendere il fuoco che esce dalla bocca di un drago del castello. E dove lo mettiamo? In una scatola. Senza nome ha un'idea. Aveva un'idea, ma ora gli si è spenta. Ma no, diva! Senza nome è stato geniale. Useremo la candela per trasportare il fuoco del drago. E come? Il drago sputerà il fuoco sulla candela. La candela si accenderà e così... Noi porteremo via il fuoco del drago. Sì, ma come convinceremo il drago ad accendere la candela? A questo ci penseremo dopo, ora andiamo. Tu aspettaci qui. Proprio come pensavo. Sistemate la candela vicino al caminetto. Senza nome, vieni con me. Accendilo. Ma che freddo! Meglio accendere un po' di fuoco nel camino. Bene, prendete la candela e filiamo. E adesso andiamo a portarlo dove nasce l'arcobaleno. Oh, sarà un gioco da ragazzi. Per prima cosa dobbiamo aspettare che piova.
Ma certo, bastava dire che andiamo a fare un picnic! E adesso che abbiamo rinunciato! Rinunciato! Avviciniamoci. E ora andiamo a vedere se l'incantesimo è finalmente sciolto. Ma io avevo chiuso il libro prima di addormentarmi. Chi ha osato entrare qui dentro? Ah, ecco gli intrusi. È Nadala, raggiungi gli amici di Ale e falli diventare statue di sale. Nessuno ha parlato di picnic! Meno 3, 2, 1. Buona fortuna, Ale, e arrivederci. Ritorniamo al porto. Tra poco la Cristoforo Colombo attraccherà. Dove vai senza nome? Avevi dimenticato qualcosa? Eccoli lassù, sono loro! Su, venite, torniamo a casa. Lo so che una crociera è molto rilassante, ma forse sarete un po' stanchi. Senza nome? Che cosa avevi dimenticato nella casa di Marco Polo? Come? Nulla? Non ti credo. Spero che tu non abbia intenzione di usarla.